Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del vostro Marietto veneziano. Oggi sapete che è venerdì, questa sera il The Guard e il Marietto veneziano avranno le pulizie radiostesiche, radioniche e in più alle 21:30 nella piattaforma di StreamYard dove avremo la nostra IDE potete fare delle domande gratuite. Nel frattempo che aspettiamo gli ospiti che faranno le domande, vi ricordo che per quelli di Face noi abbiamo una particolarità che devono essere praticamente iscritti a StreamYard, se no noi non possiamo farle vedere, no? Perché sono irricevibili, non c'è il nome. Quindi saluto queste nuove amicizie, queste due amicizie che sono Donato e Maria Gesualdo. Ciao Maria e ciao Donato e anche abbiamo il nostro Luca Rossi. Sapete che se volete fare una domanda, nome e data di nascita e poi una domanda ricca, piena di, come si dice, dettagli che danno alle Sibille la possibilità di collegarsi alla scia energetica. Sapete che se volete un consulto sono privato, sono 20 euro 45 minuti. Tanto che aspettiamo i nostri amici, vi ricordo anche che nel sito del capitano, che ormai praticamente conoscono tutti, c'è la possibilità di andare a scaricare 20 book di radionica e radiestesia gratuiti. Il mio canale attualmente è in restyling e quindi sul tubo il Marietto veneziano per un paio di mesi sarà assente, perché stiamo mettendo nuovi video, stiamo facendo nuove cose. Intanto saluto anche la nostra Zaira, poi vi ricordo che nel nostro sito ci sono ad esempio dei prodotti esoterici invece a pagamento, ad esempio questo ciondolo magico che costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Vedo appunto la Claudia, Claudia che ci fa una bella domanda e poi anche la Zaira. Vedo che ci sono tante domande. Quindi io partirei subito con le domandine delle nostre amicizie. Ma intanto sistemiamo qua la situazione. Vediamo, mi ricordo per gli amici di Face che se vogliono fare la domandina devono iscriversi a StreamYard, se no sono come si dice, irricevibili. Vediamo un po' che c'è qualcuno. Vediamo un po'. Sì, 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 sì. Bene. Partiamo subito con la prima domanda che sembra, fatemi vedere bene, sembra quella della nostra Claudia, che ormai la nostra Claudia ci segue da tanto tempo e ormai è una di famiglia, si può dire. Eccola qui la domanda. Claudia, del 72, farà pace con Cinzia del 73? Vediamo un po'. Prendiamo la nostra Sibille e vediamo un po' se la nostra Claudia alla fine farà la pace con la Cinzia. Mm? E voilà. Olè. E c'è molta speranza. Ma sì, dai, il taglio è estremamente positivo, un taglio che fa capire che c'è volontà di creare sicuramente qualcosa di importante, vedi? E la casa è sempre una situazione favorevole, è una situazione di intimità. Quindi tu, Claudia, sei molto speranzosa che riuscirai a ricucire con la Cinzia. Vediamo un po' cosa ci dicono oggi le Sibille. Vedo che c'è però un po' di amaretta, eh? C'è un pochettino di amaretta. Mhm. Effettivamente non è così facile, perché vedo che nel passato, un po' per orgoglio, si è lavorato molto, c'era molta conversazione, anche, facciamo un po' vedere se è più attendibile. C'era molto interesse anche a livello per questioni materiali e vedo che una dei due sognava l'altra in modo molto importante, nel senso che si rendeva conto che era una persona. È tua sorella. Ecco, brava. La Claudia aggiunge una cosa importante, così per... Vedete, Claudia esattamente dice è sua sorella. Quindi
c'era della conversazione, vedo che c'è questione, un po' di orgoglio e c'era un bel dialogo, ma anche per questioni materiali. E vedo che uno dei due sogna appunto di ricucire. Il ritorno c'è, però vedi, è macchiato da magari delle questioni importanti, perché vedi, c'è un fermo importante delle comunicazioni e uno dei due che piangerà. Quindi Claudio c'è una situazione attualmente un po'... scusate, scusate se sono un po' raffreddato, un pochettino pesante. Poi nel futuro vedo che c'è ancora delle situazioni che non sono ben chiare e o entra in scena un'amica oppure cercherete di comunicare e con grande volontà. Poi vedo che entra in scena o una persona più giovane o ci saranno delle novità che vengono da lontano. Sembra quasi delle novità giuridiche che però portano a un buon affare. Quindi diciamo così, adesso nel presente la situazione non è tanto chiara, ci sono delle situazioni che non sono per nulla positive, ma poi vedo che l'evolversi sarà estremamente positivo. Qui c'è la carta dei buoni affari. Poi vedo sì che ci saranno degli intenti, però attenzione, Claudia, che la situazione, vedi, falsità, gelosie, sospiri, sembra che tu perda qualcosa, sembra che ci sia un contratto, un patto e poi per via delle bugie perderai dei soldi. Quindi attenta, che l'affare che ti propongono a livello giuridico molto probabilmente mm, è un affare, però è una mela avvelenata, vedi? Non ci sono delle sibille che poi chiudono bene. Quindi sicuramente ricucirai con la sorella, però stai attenta perché questo ricucire, ritornare a parlarsi, sembra quasi che sia una mela avvelenata. Una meletta un pochettino, un po' che va giù male. Bene, andiamo avanti e vediamo un po' chi c'è dopo la nostra Claudia. Donato, se possibile vorrei sapere se riuscirò ad andare a lavorare all'estero. Mettiamo qua il nostro Donato, che viene subito dopo la nostra Claudia. Scusate, ma oggi sono estremamente raffreddato e quindi ho un po' di difficoltà. Il nostro Donato, la nostra amicizia, ci chiede se riuscirà ad andare a lavorare all'estero. Bene, vediamo un po' se la nostra amicizia riuscirà ad andare a lavorare all'estero. Sibille, ditemi se ci riuscirà, eh? Aspetta un po'. Donato è 75. Allora, Donato, qui invece la situazione sembra un po' zoppicante, perché c'è la casa che è sicuramente importante, però stai attento che ci potrebbe essere una perdita di guadagno, stai attento perché quando c'è la gelosia è sempre una carta con un grande punto di domanda. Quindi non è proprio un estero, come si dice, positivo al taglio, ma vediamo. Mm. Insomma, Allora, vediamo un po'. Nel passato, Donato, sembra che hai visto sfuggire una grande opportunità per andare all'estero. Hai lavorato, però ti hanno detto cose che non erano realistiche. E forse qualche persona, come si suol dire, del passato, non so se ti ha detto le cose veramente come stavano per l'estero. Perché vedi, ci sono i deliranti e amplificato dal pavone. Quindi non penso che sia una cosa che nel passato sia stata maturata con le dovute conoscenze. Nel presente vedo che la situazione è bloccata, vedi? C'è l'ammalato e il mercante, e il posto di lavoro c'è qualcosa che non va e poi c'è una nemica, c'è qualcuno che sembra affermare questa tua evoluzione. Tu sicuramente vedi, con l'allegria sei partito in quinta, però attenzione perché il posto di lavoro che magari dicono dell'estero non è proprio tutto oro che luccica. Infatti tu vedo che sospiri di andare a lavorare all'estero,
però vedo che nel futuro prossimo c'è qualche freno che non va. E poi vedo anche che il dottore, qualcuno cercherà di aiutarti e infatti entreranno in scena molto probabilmente due persone, anche perché vedono che sei una persona o una donna che ti aiuterà e un gran signore, un uomo che ti aiuteranno per questo est. Però vedo che tu sei pensieroso, c'è qualcosa che ti turberà, c'è qualcosa che effettivamente non è chiaro. E infatti il finale com'è? Vedi? Ti sentirai solo, penserai, ti diranno che sarà una grande occasione, molto probabilmente, però vedo che c'è il ladro che te lo vuole portare via. Quindi stai attento, io non vedo adesso positività andare all'estero, vedo più che altro che ti sentirai solo, sembrerà che qualcuno ti dica che è tutto oro, però attenzione che ci saranno poi delle persone che vorranno, tra virgolette, rubarti questo sogno, quello che ti diranno. Insomma, al 70% per il momento la situazione non sembra volgere in tuo favore, ma è anche un essere un po' malato. Il datore di lavoro non mi sembra corretto. Bene, vediamo un po'. Beh, Zaira, devi compiere novità in amore questa settimana. Ecco, la Zaira, no? Ah, vedete, la Zaira fa due domande, perché la prima era praticamente irricevibile. Quindi facciamo la seconda della Zaira, che è più, tra virgolette, completa, eh? Novità in amore questa settimana. Vediamo un po' la nostra Zaira. Zaira qui e voilà. Mm. La nostra Zaira fa una bella domanda, eh? Novità in amore questa settimana. Vediamo un po' se ci sono novità in amore per la Zaira, Zaira, questa settimana mi sembra proprio che tu stai aspettando qualcuno del passato, ma purtroppo ti vedo un po' triste, un po' malinconica, un po' sola, un po' giù di tono. Quindi già il taglio ci fa capire che la situazione sarà impegnativa questa settimana. Ladro, denaro, militare. Ma un ritorno sembra che ci sia, qualcosina. Vediamo un po'. Ah, eh, Zaira. Vedi, noi stiamo parlando di questa settimana, quindi si parte dal presente perché sembra che dovresti, nel passato recente, hai conosciuto una persona importante che ti voleva bene, non so se sul posto di lavoro o è un libero professionista, però adesso sembra che ci sia qualcosina che sta tornando al passato. Questa settimana vedo che ci sarà molto probabilmente nella linea presente qualcosa di importante, un ritorno di una persona. Poi però questo ritorno di questa settimana avrà un freno, tu ci parlerai, però avrai paura di perderlo. E vedo che sei una donna molto, che si dà molto in amore e speri sempre che questo ritorno sia importante e sembra quasi che arrivi, però il problema che cos'è? Che vedendo la situazione è un tipo che molto probabilmente gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. Vedo entrare in scena anche una giovane donna e però vedo anche un uomo molto disposto nei tuoi confronti. Quindi ci sono più figure che in questa settimana ti stanno guardando. Un ritorno molto probabilmente ci sarà o sarà lì vicino che si starà per compiere. E poi vedo che, vedi, il pianto. Quindi sembra quasi che questo ritorno alla fine, vedi, anche qua, vedi che sospiri, che lo vedi andare via. Questa Sibilla ci sta a indicare che tu ci parlerai, molto probabilmente c'è qualcosa di importante che sta arrivando. Se non questa settimana, nei prossimi tempi. Però alla fine resterai un pochettino
delusa cioè ci sono più attori che girano intorno a te e ti guardano, però ce n'è uno in particolare che è un narcisista, stai attenta, eh. Proprio la settimana diciamo che dovrebbe ritornare una vecchia fiamma o essere vicino, però poi incontrerai altre persone molto interessanti, ma insomma un po' così così, diciamo così. Allora, dico per gli amici di Face, vedete che queste domande sono irricevibili per il semplice fatto che bisogna iscriversi a StreamYard. Se vi iscrivete a StreamYard, che è il link che vedete sopra, scusate, al video, nel canale, nel gruppo che abbiamo messo Radionica Radiestesia, oppure nella mia um, pagina professionale di Face, lì praticamente nella pagina professionale di Face entrate direttamente e si vede già il vostro nome, ma invece negli altri gruppi dovete per forza iscrivervi alla piattaforma StreamYard. Quindi queste domande qua purtroppo, o anche saluti, sono irricevibili. Andiamo avanti con la prossima domanda. Vediamo un po' chi c'è. C'è Luca. Allora, Luca, che poi alla fine si chiama Luciano. Vediamo un po'. Aspetta qua, qua, è questo qua. Luca, che invece è Luciano, dell'82. Lei è Maria Rosa dell'81. Avrà un futuro con lei? Una bella domanda alla nostra amicizia. Se il nostro Luciano avrà un futuro con questa signora. Vi ricordo che le sibille vanno massimo 9-12 mesi, quindi diciamo che sono un po' attendibili. Va bene, andiamo avanti. Ma sembra che fra voi due c'è stato qualcosa di importante, stavate bene, c'era sicuramente un bel flirt, c'era della sintonia, molta sintonia. Il taglio positivo, vediamo un po' il resto. Beh, lei ci sogna, però. mm. Allora, vediamo un po'. Stasera, scusate se mi soffio il naso, ma purtroppo la situazione è così. Allora, guardate un po'. Nel passato, per Luciano, ci sono stati degli abbattimenti morali, ci sono stati delle amicizie. Lei vedo che poi un colpo di fortuna, vedo che lei incomincia a guardarti, a pensarti, insomma, lei c'è. mm, Ed è un dono prezioso, è una donna importante. Poi però vedo un ritorno, sembra quasi che ci sia un ritorno di qualcuno per lei e magari la nascita di qualcosa, vedi un viaggio oppure un cambiamento importante, però vedo che molto probabilmente tu sei già stato o il suo fidanzato o sicuramente qualcosa di importante per lei. Il futuro vedo che ti darai molto da fare, però vedo che ci sarà un blocco e lei però sarà speranzosa nei tuoi confronti. Poi ci sarà sicuramente un patto, qualcosa di un po' un fidanzamento, qualcosa di importante, però vedo che lei piange, potresti essere anche te. mm. E quindi il finale com'è per questa unione? Beh, vedo che sarà una cosa nuova, però non so se sei tu o lei che resterete malinconica per delle conoscenze. E qui si vede che c'è un uomo, non so se sarà un tuo concorrente o tu, che magari sarete un po', tra virgolette, debolucci coi sentimenti. Quindi ci saranno delle montagne russe, no? Dove si salirà e si sarà contenti, e ci saranno dei momenti di debolezza in cui molto probabilmente lei avrà dei rimpianti, proprio perché sembra che ci sia la conoscenza di una persona che fondamentalmente non è adatta per lei. La domanda sembra quasi che ci sia un'evoluzione in positivo, Luciano? Però attenzione che poi quando ci sarà un pseudo fidanzamento, qualcosa di importante, molto probabilmente lei resterà male. Mm.
quindi qualcosa di importante ci sarà. Vedo delle amicizie di Face, giustamente, che si sono iscritte in modo corretto, ed è ad esempio Cinzia mi fa una bellissima domanda e mi chiede se la vediamo. Sì, Cinzia, ti vediamo bene. Mm? Bene, queste sono le persone che si sono iscritte. Benissimo. Adesso passiamo a una domanda di un'amicizia che si è iscritta in Face. Allora, Manuela, perché vedete, noi siamo su una piattaforma, non siamo solo sul tubo o su Face, siamo su tutte e due. Allora, Manuela, allora, e poi Cinzia dice anche una bella cosa. Si vede che ha visto il mio peso e allora di conseguenza dirà che è grande il marietto. Sì, effettivamente il marietto qualche chilo c'è. Allora, Manuela, del 69 riuscirò a incontrare un mio nuovo amico, Ettore, che compie anni oggi del 71. Abitiamo distanti. Manuela, questa volta te la diamo buona, ma devi essere più precisa con la data. Mm? Va bene? Allora, la prossima volta, quando dici i dati, scrivi i dati, devi essere un pochettino più precisa. Mm? Allora, riuscirò a incontrare il mio nuovo amico, Ettore, del 71. Abitiamo distanti. La Manuela è il 69. Vediamo un po' se la nostra mano riesce a trovare, a incontrare il suo amico. Vediamo un po', mi sono cadute le carte. Allora, vediamo un po', Sibille, se è la nostra amicizia. Ma, attenzione, Manuela, stai attenta perché l'incontro molto probabilmente c'è, però vedo che c'è qualcuna che sta già remando contro. Questo Ettore mi sembra una persona piuttosto gettonata. Vediamo un po'. C'ha già un seguito, non viene da solo, viene già con un po' di problemi. Sì. Eh, mm, guarda, diciamo che nel passato tu lo anelavi già un tipo così, magari già visto passare via delle persone di questo stile. O lo hai conosciuto e fondamentalmente vedi questa è la Sibilla che lo aspetti, no? Per fare qualcosa di importante. Vedo che nel presente ci hai parlato, però vedo entrare in scena o una signora anziana, nel senso magari una mamma di lui o qualcuno di lui, oppure una vecchia fiamma. mm. Vedo che avete sicuramente qualcosa in comune, bello, questa linea è presente, però c'è da mettere a posto qualcosa. Tu sei una donna forte, però ci sarà un cambiamento e un blocco importante. E poi andiamo avanti, sicuramente ci sarà un incontro, ci sarà qualcosa di importante fra voi due e tu sarai molto speranzosa. Quindi sì, l'incontro sembra che ci sia, no? Vedi l'Imeneo, la fedeltà. Dopo questo periodo ci sarà un blocco, poi l'incontro ci sarà. Il problema è il finale. Vedi la superbia, lui che pensa, leggerezza e morte. Sembra quasi che lui, no, un po' orgoglioso, pensa, no, come risolvere questa situazione, ma da lontano sta arrivando un problema insormontabile. Quindi molto probabilmente Manuela lo incontrerai, Ettore, sicuramente ci sarà qualcosa di importante, però vedo che poi ci saranno. E oggi compie gli anni. Ah sì, scusa, ho capito cosa intendevi, che è la data di oggi, ok. Allora, Manuela, sicuramente lo incontrerai, però poi il futuro, no? Sarà un pochettino, vedi, lui pensieroso
superbia, cioè magari ci sarà anche un po' di orgoglio, poi da lontano arriverà un problema nuovo, ma un problema che bloccherà la situazione. Ricordiamoci che la partenza abbiamo già visto che c'è una nemica, quindi sta già arrivando con dei problemi a seguito. Sicuramente l'incontro ci sarà nel futuro, però ci saranno anche non solo rose, petali, ma anche qualche spina. Poi starà a te giocare bene le carte. Infatti, giustamente, cosa dice? Vediamo un po'. Manuela dice grazie, bravissimo. Bene, andiamo avanti. Vedo. Allora, la Roberta non fa bene la domanda, perché abbiamo qui una Roberta che fa una domanda. Situazione sentimentale, grazie. Devi dirmi se sei fidanzata, se hai un compagno, insomma, le sibille si devono agganciare qualcosa, eh. Quindi passiamo alla prossima domandina. Dopo la nostra Roberta vediamo Cinzia, che anche lei. Quindi dovete essere più, cioè in un certo senso analitici, cioè descrivere, nel senso io sono sola, come sarà la mia situazione sentimentale entro 2 giorni, è minimo, cioè sto dicendo entro 10 mesi. Oppure io ho un fidanzato, ho un marito, però ho anche un compagno e via dicendo. Bene, ecco, infatti Cinzia sotto, vediamo un po', la descrive bene la domanda e quindi è ricevibile. Allora, Cinzia, le 76, vorrei sapere se troverò un compagno, sono single, grazie. Bene, in più si è scritta anche StreamYard, quindi vediamo il suo nome. Andiamo avanti. Mm. Vi ricordo questa sera 21:30 il The Garden nel suo canale e nella piattaforma, 21:30. Allora, beh, sembra che qualcuno del passato, Cinzia, torni, eh? Cinzia, c'è qualcuno del passato che sembra che torni e ti contatterà. Taglio questo. Vediamo un po'. Ecco qua. Ecco qua. Sì, per la nostra amicizia. Che dice, vorrei sapere se troverò un compagno, sono single. Allora, beh, nel passato c'è stato un ritorno e uno dei due sognava molto l'altro. Poi c'è stato un problema di gelosia, forse era un ritorno clandestino e alla fine la cosa si è spenta un po'. Adesso nel presente sembra che tu hai visto andare via qualcuno di importante che aspetti, cioè tu sei qui che stai aspettando qualcuno importante, però purtroppo c'è una donna che vi ha o che ti ha ferito nel passato e si ritrova nel presente. E tu sogni un amore che molto probabilmente hai già conosciuto o stai aspettando. Poi vedo che nel futuro tu stai speranzosa. Stai speranzosa e vedo un uomo che ti sta guardando di nascosto. Stai attenta perché molto probabilmente c'è qualcuno di giovane, molto volenteroso, che però ti spia. Mm. E poi molto probabilmente sì, in un certo senso si farà avanti, si farà conoscere. E tu purtroppo avrai dei dispiaceri. Ci sarà sicuramente qualcosa di importante fra voi due, vedi? La carta dei sentimenti carnali, fisici, insomma, una cosa molto importante. Il finale com'è? Il finale è che vedo una donna giovane, lui, ci potrebbe essere lui che sicuramente incontrerai e noi l'abbiamo visto, no? Qua, in questa carta qua, che lui che pensa di formare con te qualcosa di importante, però vedo una giovane donna, adesso guardiamo un po', potrebbe essere tua figlia o potrebbe essere sua figlia o potrebbe essere una persona che non conosce ancora e lui vedo che la sta pensando, però vedo anche che da lontano lui vorrebbe costruire qualcosa di importante con te. Quindi molto probabilmente nel futuro prossimo
stai attento che un giovane uomo ti guarderà, poi ne arriverà sicuramente, se non è lui è un altro, che però stai attenta che qualche lacrimuccia te la farà fare, però ci sarà sicuramente un'intesa sentimentale forte, un'intesa sentimentale veramente importante. Mm? Bene cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'ora, vi ricordo che questa sera c'è il De Garda, vi ringrazio di avermi tenuto compagnia e vi ricordo di iscrivermi sempre a Face, su StreamYard, da Face su StreamYard per poter accedere e poter fare le domande. Le domande devono essere ben fatte, ben descritte perché sennò sono irricevibili. Vi aspetto il De Garda questa sera sulla piattaforma. Grazie e alla prossima. Ciao.